Con Valentina Simeone, difensore della Res Women al termine del 3-3 rocambolesco sul campo del Chievo. Anche a te chiedo di partire dal finale, dalle emozioni del segnare un gol al 99esimo sul rigore dopo un'interruzione, anche le difficoltà immagino nel calciare un rigore dopo 3-4 minuti di stop. Sì, guarda, l'emozione è grandissima. Sono felice per tutta la squadra, per la Res, per il capitano perché ci credeva fino alla fine e sono venuta qua, ho preso il pallone perché conosco Vanessa da tanti anni e gli volevo dedicare questa vittoria, questo pareggio che comunque ci avvicina a un grande risultato che è la salvezza. Oggi... Aspetta, non ti preoccupare. Vai, tranquillo. Oggi, insomma, è arrivato questo pari che vi porta a più 9 sul Pavia. Non è ancora matematica la salvezza, ma potrebbe esserlo domani sera dopo la partita del Pavia contro il Parma. L'abbiamo detto, ci sono stati dei momenti difficili, ci avete comunque creduto, diciamo che ce l'avete quasi fatta perché siamo lì, il 99,9% di Sì. possibilità di salvarvi. Che percorso è stato quello di quest'anno della RES? È un po' altalenante, sicuramente potevamo fare meglio in alcune occasioni, nonostante eravamo una neopromossa e quindi sapevamo che sarebbe stata dura, però durante il percorso sapevamo che potevamo farcela, io non avevo, almeno io non avevo dubbi. Ti chiedo, comunque siete sempre stata una squadra resiliente, anche nei match più complicati, anche nelle sconfitte siete sempre rimaste in partita, anche oggi sul 3-0 comunque non siete mai sembrate fuori dalla gara e poi siete riusciti a La rientrare. filosofia è mai mollare fino alla fine, fino a che l'arbitro non fischia noi proviamo a combattere fino alla fine. Ti chiedo giusto per chiudere, domani sera immagino darete uno sguardo a quella partita lì, al Pavia Parma e poi si festeggerà domani sera, Sicuramente, martedì? sì, sì, noi domani carbonara e guardiamo la partita. Siamo tutte Grazie. in... Grazie. Grazie. Siamo con mister Marco Galletti, tecnico della Res Women dopo il rocambolesco 3-3 che è venuto fuori qui all'Olivieri di Verona. Mister, partiamo dalla fine, le emozioni del pareggiare una gara al 99esimo, quali sono? È una zona ressa, diciamo, noi ormai è un po' di partite che tra il 92esimo e il 95esimo troviamo il gol, quindi sono contento, comunque sotto di 3-0 oggi, sai, 3-1, 3-2 ci credi, 3-3 è stata bravissima Sara, allora speriamo che non abbia nulla di importante, però calcio di rigore, poi è stata bravissima Simeone a fare il 3-3. Siete comunque, vi confermate una squadra resiliente perché sempre fino alla fine, l'hai detto anche tu con i gol nel finale, ci credete. Oggi con questo pari andate a più 9 da quella che è la zona calda. A un certo punto del campionato non sembrava così scontato in realtà arrivare così, invece siete a più 9, 2 giornate da giocare, 3 per il Pavia, ma diciamo che è una salvezza quasi acquisita. Ma io sfido chiunque quando a inizio campionato abbiamo visto la griglia, giustamente ci hanno messo per quelle che comunque erano destinate a retrocedere, che è giusto, però noi ad oggi, compresa oggi, non siamo mai state nelle ultime tre posizioni. Quindi va dato merito alle ragazze perché comunque costantemente, anche in un momento, come hai detto correttamente tu, di difficoltà importante perché noi per 2 mesi non abbiamo vinto, abbiamo sempre purtroppo pareggiato o perso per meriti degli avversari ovviamente e dei meriti nostri, quindi questo va ancora di più a valorare che questa squadra quando vuole rimane concentrata e rimane unita, sicuramente può dar fastidio, ma come ha fatto sempre, ripeto, 2 mesi senza vittoria sono veramente difficili, loro sono state bravissime a non mollare perché comunque hai giocato contro le prime quattro dove comunque hai fatto buone prestazioni ma il risultato non è mai venuto e poi andiamo a Freedom dove eravamo sopra di 2 gol e veniamo recuperati al 93esimo, potevamo fare il 3-2, però comunque era uno scontro diretto, perdiamo a Pavia, è difficile, bravissimi loro, anche oggi hanno dimostrato che se vogliono rimanere in questa categoria dobbiamo fare uno scatto mentale importante e l'hanno fatto dal 3-1 in poi. Ti chiedo, è stata una settimana lunga, faticosa, terza gara in 7 giorni, oggi si è anche visto perché per un periodo del match ci sono stati ritmi bassi da un lato e dall'altro, però anche sotto 2-0 non siete mai sembrate fuori dalla partita, anche sotto 3-0 mai fuori dalla partita, in effetti poi nel finale si è visto con i gol. C'è anche capacità nel recupero, immagino, durante la settimana dopo tutti questi impegni. Ma questo è merito dello staff che comunque fa un grosso lavoro. Noi venivamo dalla partita con l'Arezzo dove a Roma avrà fatto intorno ai 32 gradi, quindi caldo assurdo. Poi mercoledì abbiamo giocato a Brescia, pioveva, quindi
recupero corto, partita con un campo pesante contro una squadra fisica. Oggi veniamo a Verona a 25 gradi, non so perché faceva un caldo assurdo anche oggi. E il merito è ampiamente dello staff che la società mi ha messo a disposizione, perché non è facile far fare un recupero su 3 partite in 7 giorni, quindi sono state brave. E anche ancora una volta chi è subentrato dalla panchina ha fatto il suo, Giulio Antonelli, che quest'anno l'abbiamo tra virgolette abituato a fare il terzino cambiandogli il ruolo. Oggi l'abbiamo riproposta nel suo ruolo tonale, che è davanti, nell'attaccante delle tre, ha fatto gol anche di destro, se non ho visto male, che non è anche il suo piede forte, però anche oggi chi è entrato ha fatto il suo. Sono contento perché nella prima trasferta a Verona ha esordito Ciccone e oggi hanno esordito Cruciani e Ferrara, quindi anche questo è un segnale che la società dà sempre anche alle ragazze della primavera che si allenano. Alcune sono aggregate anche con noi e fanno su e giù, e quindi questo è una cosa in più. Ti voglio chiedere, giusto per chiudere, l'altro match qui con l'Hellas era finito male, 8-2, questo 3-3 secondo te almeno diciamo, nel cuore, nella testa delle tue ragazze vi riscatta, soprattutto anche da un punto di vista del morale? No, io oggi nel discorso di pre-partita ho detto che la figura che abbiamo fatto con Verona non c'è ormai, quella di rimane. Però avevamo l'obbligo e il dovere di riscattare quella prestazione, perché è stata la più brutta della stagione. Perché noi abbiamo perso in altre occasioni, mi viene in mente in casa con la Lazio, ma dopo abbiamo fatto un primo tempo veramente importante. A Terni prendiamo 6 gol, ma non siamo mai usciti dalla partita. Qua purtroppo col Verona abbiamo fatto male. Oggi, come ho detto prima, e ho detto allora, dobbiamo riscattare per noi stessi, per loro soprattutto come calciatrici, ma come ragazze, e per ovviamente la società. Ripeto, noi abbiamo un nome importante che dobbiamo difendere. Sono contento perché questa salvezza è stata voluta da parte della società, che comunque ci è sempre stata vicina, e da parte loro e da parte dello staff, che comunque non ha mai mollato o ha dato segni di cedimento, oppure nel periodo brutto ha detto vabbè, intanto va così e proseguiamo. Invece no, devo fare i complimenti allo staff, al mio staff ovviamente. Grazie. Siamo con mister Ulderici, tecnico del Chievo al termine del rocambolesco 3-3 casalingo contro la Res Women. Ti chiedo, mister, partiamo dal finale perché eravate 3-0, poi c'è stato questo blackout nel finale, ragioni fisiche, si giocava terza gara dopo 7 giorni, mentali, secondo te qual è la spiegazione? Ma ragioni fisiche per noi e per loro, cioè quelli sono secondo me alibi. Siamo stati 3-0 fino al 25esimo, poi abbiamo preso il gol del 3-1 e al 30esimo, quando abbiamo fatto l'ultimo blocco di cambi, eravamo 3-1 per noi e non avevamo fondamentalmente mai subito un tiro in porta, anzi addirittura io non mi ricordo di averle viste nella nostra metà campo, una partita assoluta in comando. Poi quando faccio i cambi chi entra deve dare qualcosa in più, perché sennò poi è troppo facile parlare, bisogna invece stare un pochino più zitti, lavorare un po' di più e dimostrare poi sul campo che magari se io non faccio giocare una persona sbaglio e invece dovrei farla giocare, ecco. Quindi sono molto deluso da questo aspetto, perché poi questo qui determina i momenti delle stagioni, determina l'arrivare a una posizione rispetto a un'altra, determina la considerazione che possono avere all'esterno di un allenatore, di una giocatrice, Bisogna capire che quando ci sono le occasioni bisogna sfruttarle. Oggi mi prendo le mie responsabilità, probabilmente i cambi al 30esimo tornando indietro non li rifarei. C'è comunque insomma un dato positivo che è comunque il Chievo continua a essere una squadra molto prolifica davanti, trova il gol con facilità, forse è mancato un cinismo in alcune occasioni perché c'è stata qualche opportunità in più oltre ai 3 gol fatti. Sì, io mi ricordo almeno 3-4 occasioni in più. Noi creiamo tanto perché giochiamo e nel primo tempo quando siamo riusciti a trovare gli spazi esterni abbiamo creato tanto, chiaramente quando invece forzavamo centrale nella loro densità era difficile trovare spazio, però siamo state brave quando trovavamo gli spazi esterni. Nel secondo tempo chiaramente un pochino di stanchezza, come dici tu, abbiamo calato un po' l'intensità anche del palleggio, ma abbiamo creato proprio per quello che poi a un certo punto ho fatto dei cambi tutti insieme per cercare negli ultimi 15 minuti di avere un pochino più di freschezza, considerando che partita in comando al 31esimo del secondo tempo, 3-1 per noi, dobbiamo gestire come abbiamo gestito 3 giorni fa in un derby. Potevamo tranquillamente farlo oggi e invece purtroppo questo non è stato. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza e dobbiamo capire che bisogna parlare un pochino meno e fare un pochino di più poi sul campo, ecco. Avete giocato 3 gare nell'ultima settimana, le 2
tra virgolette più semplici sulla carta sono poi finite in parità, quella tra virgolette più difficile invece l'avete vinta. Da questo punto di vista, secondo te quanto conta l'aspetto mentale di queste partite, lo stimolo e poi anche trovarsi dall'altro lato squadre come la Res, che comunque è una squadra che anche oggi ha dimostrato la sua resilienza, perché sotto 3-0 comunque è rimasta in partita e poi pian piano è riuscita a rientrare. Beh, innanzitutto trovare degli stimoli, delle motivazioni nel derby è sempre molto facile, infatti io quindi quello che ho detto loro alle ragazze è molto facile trovare motivazioni nel derby, bisogna essere bravi a trovarle nelle partite un pochino più complicate. Sono due partite diverse Ravenna e oggi, al di là del fatto che la Res oggi doveva salvarsi, oggi mi sembra che sia salvata matematicamente, forse, non lo so, quasi, comunque faccio i complimenti a loro perché comunque sono venuti a giocare con grande voglia e so cosa vuol dire giocare magari in certe posizioni, so che non è facile la settimana, quindi faccio i complimenti a loro. Ravenna è una partita, secondo me, dove abbiamo sbagliato proprio l'atteggiamento e lì do ragione a quello che dicevi tu, forse l'atteggiamento e l'aspetto mentale. Oggi non la vedo così. Oggi io vedo una partita giocata bene nel primo tempo, in assoluto comando 3-0, e vedo una partita che è cambiata completamente negli ultimi 15 minuti, colpa mia. Ti chiedo per chiudere, vi aspetta un altro impegno complicato perché si va a giocare a Parma che si gioca il secondo posto e quindi ha stimoli importanti. Lì forse sarà più facile invece magari entrare in campo, secondo te, e come preparerai questa settimana? Ma diciamo che sinceramente noi guardiamo quello che vogliamo raggiungere noi, non guardiamo tanto cosa vuole fare il Parma, cosa vuole fare la Lazio quando l'abbiamo affrontata. Noi vogliamo cercare di arrivare più in alto possibile. È chiaro che per arrivare, ad esempio, quinti in classifica, non devi fare i passi falsi di oggi e quindi dobbiamo migliorare questi aspetti. Detto questo, io sinceramente sono sincero, non ho ancora guardato i risultati, non so se siamo matematicamente seste, in ogni caso non lo so sinceramente, in ogni caso cerchiamo di arrivare più in alto possibile perché comunque è stata un'ottima stagione, dobbiamo migliorare questi aspetti. Come si migliorano questi aspetti? Facendoci un esame di coscienza, perché molte volte poi bisogna anche ricordarci che poi che vanno in campo sono loro e quando vanno in campo devono dare qualcosa in più, perché ad esempio io magari tante volte quella corsa in diagonale dentro a difendere il centro non la posso fare per loro, la vorrei fare ma non sempre la posso fare. Grazie. Prego. Arianna Marangoni, centrocampista del Chievo, dopo il rocambolesco 3-3, casalingo contro la Res. Vorrei partire con te, anche con te dal finale di questa gara perché avanti 3-0, poi cosa è successo secondo te nel finale? Abbiamo avuto sicuramente un calo che è un calo solo ed esclusivamente mentale, non abbiamo subito la fisicità in realtà dell'avversario, è stato un calo che ci ha portato ad essere disattente, a non gestire la palla quando potevamo tenerla, a magari sfruttare meglio le occasioni per poter aumentare il vantaggio a disposizione e poi da lì è stata una serie di episodi che non abbiamo potuto, che abbiamo gestito male. Il gol comunque è arrivato oggi, siete una squadra che vi confermate una squadra prolifica, riuscite a trovare facilmente il gol, avete avuto anche tante altre occasioni per renderlo insomma più grande, più rotondo il punteggio, è mancato un po' di cinismo secondo te in alcuni momenti? Sì, è mancato il cinismo non solo sotto porta purtroppo. Ti chiedo però insomma il percorso di questo Chievo finora, al di là della delusione per oggi, è stato abbastanza positivo, siete comunque in lotta per il quinto posto, a una buona distanza da chi vi segue. Com'è stata quest'annata anche con mister Ulderici? Vabbè, è stata un'annata positiva, un'annata in cui abbiamo lavorato sempre bene, in cui ci sono stati passati dei principi molto importanti che ci permettono poi di essere quelle che siamo effettivamente sul campo. Chiaramente oggi è stato un incidente di percorso come ce ne sono stati altri, ma come ci siamo risollevati in altre circostanze possiamo farlo ancora per prenderci un po' quello che ci spetta. C'è comunque una possibilità per riscattarsi perché ci sono ancora 2 partite, la prossima in particolare è abbastanza complicata perché andate a giocare a Parma. Come affronterete questa settimana e se insomma la voglia di rivalsa vi può aiutare anche a preparare meglio una partita così difficile? Ma non l'affronteremo diversamente da come abbiamo affrontato questa. Il Parma è una squadra come può essere la Res, forse, no, sicuramente una squadra molto più preparata, cioè una squadra più preparata, ovviamente è lì in alto e un motivo c'è, però non l'affronteremo con paura, l'affronteremo comunque con coraggio e preparandola al meglio. Grazie.